E all'anno nuovo non poteva che mancare lei, Nunzia Ferri, ciao! Ciao amore, come faccio a non venire qua? Mamma mia, sono innamorata qua. Prima per voi e poi per il grande Alfonso, che è veramente una famiglia. Ma tu non ci puoi mancare, Nunzia, non puoi mancare. Poi dobbiamo augurare il buon 2017 a tutte le persone, quindi non puoi mancare, non possono mancare i tuoi auguri. Perché io porto bene. Certo, porti Porto bene, troppo buono. Infatti stasera vado a cantare una bellissima canzone che poi qualcuno che sente dice ma che lei dice sempre bella, ma che i suoi figli miei. Quindi le mie canzoni sono belle. E poi vado a cantare una canzone molto bella, La dieta. Sai perché? Perché visto che abbiamo mangiato tanta, praticamente io auguro a tutti quanti e mando un messaggio: stammaci accorta perché un mangiare è una cosa seria. Ci abbuffiamo e poi promettiamo sempre ai dottori veniamo e non chiamiamo mai. È vero, seguite il consiglio. Allora, Nunzia, vogliamo fare qualche saluto in particolare, qualche augurio in particolare? No, che dire, auguri a tutto il mondo. Che Dio ce la manda buona con tutto quello che sta succedendo. Poi un bacione a te, alla tua bella famiglia e ai cameraman, Antonio, molto molto bravo, belle persone. E che dire, fate i bravi, non solo quando viene Natale, Pasqua, sempre, mi raccomando. Vado a cantare La dieta, scritta da Tony Aprile e Piero Palumbo. E che dire, qualcosa in pentola questo non 2017. non lo diciamo. C'è qualcosa, io mando un bacio forte prima di salutare il nostro pubblico a tua figlia, con un bacione forte alla sua famiglia. Con il nuovo nascituro. Con il nuovo, un bacione forte e quindi non ci resta altro che salutare il nostro pubblico perché noi siamo quelli di... Cantiamo Napoli. Amma pariata, amma pazziata e siamo stata pure a tavola assettata. Amma mangiata, amma bevuta e le consiglierò tuttora ce ne siamo fottuta. Amma cantata pure una canzone che si chiamava Balla Recchiattone. Però stavolta statemi a sentire perché a salute non se ne va niente. Perché un Balla Recchiattone una volta se ne può fare. Se non ci mettiamo a dieta che sta panza va a schiattare. O mangiare guardare in specchio e poi ti senti male e non so appunto manco più canzone che lo dolore a